E buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno e buon venerdì 23 luglio 2021. Sono le ore 11:34 e ci accingiamo a fare un'altra diretta in compagnia di Reni J, che sarei io, in questo caso Reni Retro. Ok, salve a tutti e benvenuti, benvenuti, benvenuti. Allora, che cosa dobbiamo fare oggi? Allora, un attimino solo che leggo. Ok, ma non sono scatoloni, come sapete, allora io sto facendo un'attività che è abbastanza faticosa, sto sistemando tutti i miei box, muovendo scaffalature, eccetera, e quindi uscirà fuori, diciamo, il mondo. Un saluto all'amico Congi DJ che si è collegato. Buongiorno Daddo, buongiorno anche Daddo DJ. Andate su Twitch e mettete un follow anche a Daddo, non solo a Congi DJ, ma anche a Daddo DJ. E poi, se vi fa piacere, se vi piace la musica come piace a me, andate sul DJ's Got Talent, il canale dove ultimamente sta nascendo la web radio, quindi il Talent Web Radio, ok? Quindi non perdete l'occasione per andare a seguire su Twitch, mi raccomando, su Twitch Congi DJ, Dado DJ e il DJ's Got Talent. Li trovate facilmente con la ricerca di Twitch, sono tre canali diciamo di facile reperibilità nell'ambiente musicale. Ok, fatto questo, diciamo, Corriere della Sera. Senti, ma purtroppo per la radio io ancora non ho capito chi farà i TG, perché io di calcio non me ne intendo, però posso fare il TG elettronica. Scherzo, eh. Allora, infatti, proprio di elettronica parlerà questa diretta, ma non proprio di elettronica moderna, quanto di tutto quello che io ho fatto, che mi piace raccontare un po' ai social, quindi a Facebook, a YouTube o a Twitch, dove sono attualmente in diretta, quella che è stata la mia infanzia, quelle che sono state le mie passioni e cercare quanto più è possibile di farvi vedere che tutto ciò che dico è realtà, ok? Quello che dovremo andare ad aprire oggi è questa busta, la vedete anche di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, no, come faccio? Non ci riesco io, va. Guarda, sono impedito, ecco, qua c'è questo riquadro, questo qui che sto indicando. Mazza, non ci riesco proprio io a inquadrare perché c'è lo speculare e non ci riesco. Insomma, vabbè, questa è la busta del tempo che andiamo ad aprire. Questa busta del tempo sta ferma almeno dal 2014, se non da prima. Io non me lo ricordo da quando sta ferma, qui non ci sono timbri postali, non c'è nulla, però sicuramente dal 2014, forse anche da prima. E vedremo cosa uscirà da questa busta del tempo. Prima, però, come se fosse una capsula del tempo, parlavamo nell'ultima diretta, quando ho fatto l'unboxing della scatola del tempo, della mia BBS e dei vari Aminet. Io vi ho detto che in BBS avevo gli Aminet 7. Bene, guardate qui. Questi sono gli Aminet 7, i CD originali di Aminet, pieni di software PD, public domain per Amiga, che io avevo in BBS. Ok? Allora, per tutti i patiti di Commodore 64 e successivamente di Amiga, delle BBS, di tutto ciò che ci girava attorno, questa era la Bibbia, perché ancora all'epoca non c'era internet, non era facile scaricare la grande mole di dati che era contenuta dentro questi 4 CD direttamente da internet, dal sito FTP di Aminet, che adesso è anche un sito web, diciamo, su cui si trova tutto quanto ciò che è di pubblico dominio per Amiga, parlo sempre per Amiga. Guardate, c'è anche Aminet 7.2, ce li ho tutti, guardate, queste, opla, qui sicuramente si era rotto il supportino, perché questo non si, no, era soltanto scappato.
tutti svenuti maniacalmente, questo che mi è scappato l'ho messo al contrario, ecco, ok. Aminet 7, cioè queste sono chicche che è difficile trovare. Ciao Giuseppe, benvenuto tra noi Giuseppe, mi fa piacere che ci segui. Grazie da Facebook, grazie mille. E andiamo avanti, Aminet 7.3. Oh ragazzi, qua ci stanno pure gli scontrini. Io lo sapete da chi lo compravo questo Aminet 7? Ecco, c'è pure lo scontrino. Io questo lo pagavo 80.000 lire, 80.000 lire 4 CD da Robimax Computer dell'amico Roberto. Robimax, io da Robimax ho comprato parecchia roba. All'epoca il materiale per Amiga si trova pure le espansioni, le acceleratrici, i drive esterni, diciamo tutto l'hardware ed anche il software per Amiga si trovava da Robimax Computer o anche da Emilio Mac 2023 a Ponte Marconi qui a Roma. Ok, erano i due rivenditori per eccellenza di hardware e software per Amiga. Poi ce ne stavano tanti altri, certo, però io bazzicavo questi che ho citato. Ok, poi ovviamente se vorrete ci fermeremo un po' a parlare di Aminet. I vari CD di Aminet uscivano anche singoli, io però aspettavo, diciamo, la fine del mese, eccetera, quando uscivano una volta al mese questi Aminet set, perché dentro questi Aminet set correttamente organizzati c'era tutto quello che era uscito in quel mese per Amiga di pubblico dominio, cioè gratuito, liberamente distribuibile. Era tutto software non a pagamento, anche se tante volte ci poteva essere su 4 CD almeno un software. Qui c'è stato Imagine 4.0, Octamed 5 per i DJ, che sono collegati. Octamed era un grandioso programma audio tipo ProTracker, questi cosi qua, questi programmi qua, e serviva per fare audio. Ok, ok, e questo era Aminet 7.3. Guardate, dentro Aminet 7.4 c'era D-Robus 5. D-Robus 5 era un bellissimo Directory Opus file manager per copiare i file, spostarli, rinominarli, cartelle. Facevi tutto con Directory Opus, Eccolo qua, Aminet 7.4 con Directory Opus. Ovviamente anche qui c'è lo scontrino, io mi conservavo tutto. Si è un po' cancellato, questo addirittura 70.000 lire, quindi era sceso un po' di prezzo. Guardate, c'era l'opuscolino che niente di che, questo serviva per la registrazione pure dei software che c'erano dentro. Vedete, parla proprio di Directory Opus 5.5, ok? Perché quello che a noi poi alla fine ci interessava erano proprio allora leviamo un attimino questo scontrino, eccolo qua. Voglio vedere se dallo scontrino purtroppo si è molto cancellato, poi proverò scansionandolo e andare a lavorare sui toni se si riesce a capire che anno era. No, così ad occhio non si riesce a capire, però sono sicuro che facendo una scansione, andando a lavorare su contrasto, luminosità eccetera, magari qualcosa si riesce a vedere. Allora, Aminet 7.5, magari per i non appassionati questa può essere pure una perdita di tempo, farvi vedere questi CD, ma per chi era del mestiere queste erano veramente il santo graal, e io questi ce l'avevo tutti quanti in BBS, ok? Poi cominceremo a pensare come facevi a mettere in BBS tutti questi CD, anche perché non c'avevo solo questi, siamo arrivati all'Aminet 7.6, questo è Aminet 7.6 e Aminet 7.7 che è l'ultimo che io comprai. Poi le BBS cominciarono a soccombere su internet, io la mia la chiusi, poi nel 2000 mi venne la malsana idea di creare una sorta di Facebook, ma io non conoscevo nessuno, quindi
io creai RefSoft WebBS, la BBS sul web, programmata totalmente in ASP nel 2000-2001. Nel 2001 facemmo anche la pizzata degli utenti di RefSoft WebBS ed era più o meno, diciamo, non organizzata come Facebook adesso, perché Facebook è un social network, le BBS erano un'altra cosa. Era come la BBS che avevo io, che era in modalità solo testo negli anni 90, io l'avevo fatta in modalità grafica su internet. Però siccome, vabbè, all'epoca io c'avevo no, c'avevo una linea, non mi ricordo, mi pare che c'avevo una linea ADSL con Telvia, che è stata una delle prime a mettere la DSL in Italia. La linea DSL mi permetteva di avere un IP fisso statico pubblico, e io avevo il server un'altra volta dentro casa mia. Questa volta era un server Windows NT 4.0, ancora me lo ricordo, con Internet Information Server sopra, e ci avevo fatto in ASP e il database era gestito in MySQL Server, MySQL, ed era una specie di Facebook, cioè uno aveva la propria user e la propria password, quindi poteva mettere i propri dati all'interno di questa BBS, poteva lasciare un messaggio per il prossimo utente che si fosse connesso, c'era il muro, The Wall, il muro della BBS, dove chiunque poteva scrivere ciò che voleva e tutti lo potevano leggere quel muro, ed era fatto proprio, io avevo, mentre in BBS quando c'era la grafica ASCII e ANSI me lo sono dovuto disegnare tramite caratteri ASCII, in quel caso invece avevo preso un'immagine GIF molto leggera, perché all'epoca le BBS erano molto lente, quindi per rendere il tutto molto leggero si usavano parecchio le GIF a 256 colori molto piccole, quindi avevo preso la GIF di un muro e ci andavo a scrivere sopra con una tabella HTML normale. Andavo a leggere dentro al database tutte le cose che venivano scritte dagli utenti e le mostrava in HTML. Era un programma ASP abbastanza semplice, perché alla fine si trattava soltanto di andare a leggere e scrivere righe dentro un database, cosa molto elementare al giorno di oggi. Cioè, a rifare una cosa del genere al giorno d'oggi ci sono già programmini già fatti, pensiamo già alle chat, qualsiasi cosa. Si trova tutto già fatto al giorno d'oggi, ma all'epoca invece io mi misi, mentre sapevo già programmare in Arex, perché la BBS su Amiga era scritta tutta in Arex, che sarebbe Amiga Rex, il Rex versione Amiga, in questo caso mi dovetti rimettere a riprogrammare in ASP, che è il linguaggio di programmazione di Microsoft Internet Information Server. Vediamo cosa ci hanno scritto. Cosa è stato scritto? Ciao Renato, piacere di vederti in diretta, bellissimo il tuo unboxing del tempo. La RefSoft mi era familiare come nome, la ricordavo una lista BBS romane. Ricordo Havana, perché non la riattivi? Perché praticamente allora RefSoft WebBS io ce l'avevo dentro un hard disk, non lo so, io facevo i backup una continuazione perché all'epoca avevo i DAT, solo che giù ai box ho trovato migliaia di DAT, valla a trovare dove sta. La BBS invece, quella dell'Amiga, io facevo i backup su CD, io masterizzavo con il Plextor 4x attaccato all'Amiga 4000, comunque il mio primo masterizzatore è stato un 2x della Philips e l'attaccavo all'A530 Turbo, era SCSI, l'attaccavo all'A530 Turbo e io il primo CD che ho masterizzato con l'Amiga 500, a parte che pagai 20.000 lire solo il CD vuoto, però mi conveniva perché io mi copiai la colonna sonora Original Songs di Kenny il Guerriero, ok? Quel CD originale in fiera, alla fiera di Roma Expo Cartoon, costava non meno di 120.000 lire. Io invece con 20.000 lire me lo riuscii a copiare e fu un grande successo all'epoca. Io ci aggiunsi pure la sigla in italiano, che nel CD originale ovviamente non c'è, perché quello è giapponese il CD originale. Allora all'epoca gli hard disk erano piccolissimi, non si poteva, a parte che all'epoca, proprio stiamo parlando degli albori, non c'era il lettore CD e il masterizzatore, quindi tu potevi leggere e scrivere da uno all'altro, no. Quindi io ho dovuto liberare 600 mega, che erano uno spazio, non lo so, enorme, su hard disk, era quasi tutto l'hard disk pieno,
solo per poter fare l'immagine del disco, del CD sull'hard disk. Poi con questa immagine ho potuto rimasterizzarla. Poi voi sapete che all'epoca masterizzare a 2x era molto sconsigliato, che era il doppio della velocità del CD, quindi si masterizzava 1x, quindi bisognava attendere quanto durava il CD, metti che durava 60 minuti o 74, quello che volete, all'epoca non c'erano i CD da 80, quindi bisognava attendere tutto quel tempo che il masterizzatore incidesse il CD, sperando che non si verificasse il buffer underground e che quindi il CD da 20.000 lire, ripeto, fosse da buttare, perché poi all'epoca i CD bruciati non erano riscrivibili, si buttavano, ok? Quindi tu avevi buttato 20.000 lire perché poi non era reggibile da nessuna parte, ok? Non so se qualcuno di quelli connessi si ricorda tutte queste cose, ok? Vedi, Daddo c'aveva il CD 2x e ovviamente 2x vuol dire che per leggere un intero CD, mettiamo da 60 minuti, ce ne poteva mettere 30. Poi i CD ci sarebbe tanto da parlare sui CD, perché questo supporto a forma di disco, diciamo proprio così, c'ha due modi diversi per essere letto. La velocità di rotazione di questo disco poteva essere costante o variabile. Ci sono CAV e CLV, sono due sigle che indicano Constant Linear Velocity e Constant Angular Velocity. Uno manteneva la velocità lineare costante e quindi il CD girava più veloce a seconda del laser se stava leggendo più all'interno o più all'esterno. Nell'altro caso il CD girava a velocità costante perché la velocità angolare doveva essere costante. E quindi sia che il laser leggeva qui o leggeva qui, il disco girava sempre alla stessa velocità. Quindi diciamo dietro c'è tutta una... guarda ragazzi, c'è una storia che io, vedete, posso raccontare, che ci arriviamo pure se ancora non ho iniziato a parlare di ciò che volevo parlare, però sono tutti ricordi di vita che io ho vissuto. Cioè quando io andavo a comprare un masterizzatore, e all'epoca i masterizzatori erano 1x, 2x, massimo 4x, la Plextor era il top che faceva i masterizzatori della Plextor, erano scasi, poi piano piano venne introdotto il buffer underground, cioè quando il computer non ce la faceva ad inviare con costanza i dati al masterizzatore, a quel punto interveniva il buffer underground che metteva in pausa la lente laser che stava scrivendo. Questo vedete, questo è un masterizzato, si vede, questo è il saggio di mia figlia che ha fatto al teatro, e mia figlia recita, fa l'attrice. Praticamente qui c'è anche il nome suo, Chiara De Vita, si legge male ma c'è, è la terza, Chiara De Vita, e niente, questo è un masterizzato. Praticamente il buffer underground andava a mettere in pausa il laser, e evitava che il CD venisse bruciato. Il buffer underground fu una grande invenzione perché da quel momento si ridusse drasticamente il numero dei CD masterizzati, sì, anche Matsushita, come no. Allora vi spiego come facevo io. Questi sono 4, 8, 12, 16, 18, sono una cifra di CD, ok? E io non c'avevo solo online solo questi in BBS. Parliamo della vecchia BBS, non quella su internet, ma quella sul modem normale, su Amiga 4000, ok? Guardate questa rivista, questa è Enigma Amiga Run. Io ero stato autorizzato, mi pare che era Urrillo qua, vediamo un po', sì, Urrillo, da Urrillo a mettere online a disposizione dei miei utenti, degli utenti di RefSoft e BBS, i loro CD, ok? Certo, c'era una pagina dedicata, quindi io gli facevo pubblicità a Enigma Amiga Run, poi che diventò Enigma Amiga Life in futuro, eccetera. E c'avevo anche questi CD. Poi c'avevo i CD pieni di mods. I mods che cosa sono? Sono brani musicali, scusatemi, sposto questa serie. Sono brani musicali fatti con Amiga, con ProTracker o con altri programmi per fare musica, diciamo, più che per fare musica, per remixare musica.
Allora, come facevo ad avere tutto questo? Allora, io non so se conoscete una marca molto molto famosa che si chiama Nakamichi. La Nakamichi all'epoca faceva dei CD changer scasi, che ancora ho tutti e due, io ne avevo due da 7 CD l'uno, ok? Erano tutti e 7 due per. Allora, come funzionavano questi CD changer? Quindi c'erano 14 CD avendo solo due indici scasi occupati perché utilizzava anche i LUN, LUN, Logical Unit Number. Quindi oltre all'ID scasi, l'indice del dispositivo scasi, c'era anche l'LUN, Logical Unit Number, che insieme andavano a identificare quel CD. Quindi io poi su Amiga, troppo bello perché Amiga qualsiasi dispositivo tu ci attaccavi ti metteva l'icona sul desktop e io avevo il desktop pieno di icone di dispositivi fisici. Praticamente se io attaccavo il Nakamichi con tutti e 7 CD dentro, Amiga mi vedeva 7 icone diverse a cui io con gli assign potevo assegnare un nome ad ognuno di questi e quindi io lo chiamavo MCD che stava per multi CD, multi CD1, multi CD2 fino a 7, ok? E poi dell'altro Nakamichi c'era multi CD 8 fino a 14. Quindi io già con due Nakamichi avevo 14 CD online. Poi io ce n'avevo un altro, quell'altro era IDE, ancora ce l'ho da qualche parte, 4 CD changer. A me piacciono un sacco questi CD changer, anche perché questo 4 CD changer, non mi ricordo, mi pare che era della Mitsumi ed erano 4 CD IDE 4 per in un'unica unità. Sempre lettori parliamo, non masterizzatori, lo devo andare a cercare quello perché sicuramente mi sa che sta dentro all'Amiga 4000 della BBS ancora, sta proprio dentro allo sportellino perché quello era slot in e tu li mettevi uno dopo l'altro sti 4 CD, poi c'aveva 4 pulsantini davanti per espellere l'1, il 2, il 3 o il 4 ed anche quello funzionava, pensate, sulla catena IDE con il LAN, cioè io andavo ad accedere ad ogni singolo CD dandogli un identificativo come se fosse SCSI, però era IDE, ok? Quindi quello, tra l'altro la catena IDE, voi sapete bene che funzionava con master e slave. Poi c'era il cable select che se avevi il cavo speciale con il pin tagliato, allora a quel punto l'ultimo della catena era lo slave, quello medio era il master e quell'altra piattina, quella con tutti i cavi attaccati, andava attaccata dentro al computer. Ok? Quindi queste sono tutte. Allora, vediamo un po' se state scrivendo qualcosa perché a me interessa parecchio. Allora, no, sì, gli MP3 vennero non proprio troppo tempo dopo, però bisogna pensare che gli MP3 sono un formato molto 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 compresso. Noi passiamo da un file da 40 mega a 3 mega, ok? Adesso noi non ci pensiamo, prendiamo un MP3 e pensiamo che sia normalissimo decriptare un MP3. All'epoca i processori non ce la facevano, andava tutto a scatti. C'era Amicamp, che era Winamp per Amiga, piccola parentesi, Winamp è stato uno dei primi player MP3 per PC, ancora esiste, ed era uno spettacolo quel player. E fecero pure la versione per Amiga, Amicamp, ok? Non trovo nulla. Stanno tutti sul profilo mio di Facebook. Aspetta che ti metto il link, aspetta un attimo, se hai un attimo di tempo ti metto il link a tutta la BBS perché c'è tutto sul mio profilo Facebook. Tu non trovi niente, adesso ti faccio vedere io, guarda, dammi proprio 2 secondi, ti accontento in tempo reale, Eccoci qua, questo è Renato. Vedi sui ricordi che cosa è uscito fuori? Ragazzi, sui ricordi del mio profilo è uscito fuori il mio quaderno dove io archiviavo i vinili. Prima ancora del Commodore, di archiviarli sul Commodore 64, non avevo ancora fatto il programma per archiviarli sul Commodore 64, li scrivevo sul quaderno. Allora, un attimino solo, che l'album è questo qua, te lo mando subito. Questi sono solo 5 elementi, dove sta, dove me l'hanno messo? Allora, questo non è, c'è tutta la BBS in formato immagini. Allora, Live as Garage, diplomi,
Queste sono le ma che me l'hanno levati? No, non possono mica levarmi la roba. Questo è scuola elementare. Ah, eccolo qua. Allora, ti metto subito un link, Tu da dove scrivi? Da Facebook? Non so se su Facebook me lo mette. No. E allora mi connetto un attimo sulla mia stessa diretta Facebook. Un attimino solo che accontentiamo l'amico, Allora, ecco la diretta Facebook. Vatti a vedere quest'album, va. Questo, Mario, è l'album di tutte le schermate ASCII che io ho messo nella BBS. Sono riuscito a farlo perché ho ritrovato quel CD e con un emulatore Amiga WinUAE l'ho lanciato su PC e ho fatto tutti gli screenshot. Solo per questo, quindi vatti a vedere quest'album. Queste sono cose bellissime. Poi aspettate che voglio ricondividere, se riesco a trovare dove sta la mia storia qua. Purtroppo su internet è diventato un po' complicato. Ma dove l'hanno messa la storia? Io voglio vedere la mia storia, no? Ricordi, eccolo qua. Vi ricondivido, ecco, sto facendo una condivisione su Facebook, è in diretta. Allora, prima di fare il programma in BASIC sul Commodore 64, i vinili li archiviavo così. Andatevi a vedere, pubblica. Cioè, io veramente vengo dalla storia, guardate che calligrafia che c'avevo. Cioè, poi se andate a vedere queste immagini, disco numero 1, Picture Disc, Francesco Zappalà e DJ Professor, We Gotta Do It. Disco numero 2, Mix, Crystal Waters, Gypsy Kings. No, Gypsy Woman. Sì, Gypsy Kings è in gruppo, c'entra niente. Vabbè, sto un po' cotto. She's Homeless. Il disco 3, Lupo, So Hard. Disco 4, Amadeus e i ragazzi della curva saltellare. Cioè, veramente qui c'è la storia. La storia diciamo, io già avevo altri vinili, però poi li cominciai ad archiviare in base a quelli che utilizzavo di più in quel momento in cui ho utilizzato l'archivio, perché io già all'epoca avevo un sacco di dischi anni 80, e lì ci mancano tutti i vari Amadeus, tutti i vari, ma un sacco di dischi de Narov, cioè ho tanti dischi anni 80 che saranno 300-400 dischi prima ancora di quelli. Adesso siamo a quota 6.000 ragazzi, non so più dove mettere i vinili. Comunque, allora andiamo avanti, se no non facciamo l'unboxing di questa cosa, già la diretta è durata mezz'ora. Andiamo avanti, quindi vi ho fatto vedere questa rivista a cui ero molto affezionato, Enigma Micaran, saluto l'amico Iurrillo che praticamente firmava anche l'editoriale di questa rivista. Questa rivista, guardate le espansioni che uscivano per Amiga da DB Line, io una mi pare che la comprai pure, perché io mi comprai qua, ecco, la Omega 1200, eccola qui, queste ce n'ho due sopra in soffitta di Omega 1200, e queste erano solo espansioni di memoria. E poi c'era la Blizzard, no, la Blizzard 1230, no. Tra l'altro il video Amiga, io sono sempre stato fissato con la digitalizzazione e io questi video Amiga ce l'ho tutti quanti, li comprai tutti da Emilio. Cioè il video Amiga 12, il 12 RT e il 24 RT. RT sta per real time, perché prima, quando tu attaccavi un digitalizzatore video ad Amiga, non lavorava in real time. Il video 12 lavorava che tu mettevi in pausa un'immagine e lui piano piano la catturava, come se fosse uno scanner. Guardate gli scanner com'erano, erano manuali. Questo è uno scanner, che è l'Handyscan, questo no, l'Alpha Scan. L'Alpha Scan era manuale, cioè tu non è che mettevi il foglio sopra un vetro e quello te lo scansionava, volesse il cielo. Tu dovevi andare a una velocità costante con st'attrezzo, dove sta? Sì, con st'attrezzo, velocità costante, e veniva catturata l'immagine sul computer. La maggior parte degli scanner erano bianco e nero, qualcuno a colori c'era. Andiamo avanti, questa è un'altra rivista, K Magazine per Amiga e PC, cui sono molto affezionato.
World Cup USA 94, World Cup USA 94, cioè parti in pole position, e qui dentro c'era di tutto e di più, ma non solo per Amiga, Andiamo a vedere se becco al volo un gioco per Amiga, un qualcosa. Come vedete io tutto quello che dico, forse ai partiti di calcio, Sierra Soccer, gli possono piacere queste cose, guardate quanti joypad, joystick eccetera c'erano, cioè queste riviste sono state la nostra infanzia, cioè sono qualcosa che non può essere preso e gettato nell'immondizia, ok? Mamma mia. Vabbè, andiamo avanti e non possiamo non dimenticare la regina delle riviste. Allora, per i diciamo nostalgici come me, quasi allo stesso livello di Zap. Zap, www.zap.it, trovate tutti i numeri. Zap e The Games Machine. Questo è il numero di febbraio 1994. Cannon Fodder, cioè Alone in the Dark 2, Alone in the Dark 2. Eppure qua c'era una marea di pubblicità, tra l'altro Mortal Kombat. Qui lo dice Mortal Kombat, c'è la pubblicità di Mortal Kombat. Mamma mia, che ricordi ragazzi, che ricordi! E questo ci porta. Championship Manager 93. Championship Manager 93 della Domark. Guardate quanti joystick, io c'ho una marea di joystick dentro ai box, poi vediamo che Retro Campus BBS è ancora online, grandissimo, grandissimo. Io ero il SysOp di RefSoft e BBS degli anni 90, gemellata. Allora, facciamo un po' di storia di RefSoft. RefSoft era gemellata con Antanisoft Group Research BBS dell'amico Stefano Coletta. C'era anche Carlo Sabatello con Amp BBS, girava su PC, e c'erano Famani BBS dell'amico Fabrizio, Dylan BBS, era un'altra bellissima BBS romana. Sia Dylan BBS che Famani BBS erano gestite su Amiga, senza dimenticare la grandissima BBS romana che era Antanisoft Group Research, gestita da Stefano Coletta su Amiga 4000 con il CNET Pro BBS come me. Ok? Allora, io c'avevo un sacco di net, tra cui Fidonet, Shavipnet, Refnet, ce n'avevo tanti, stanno tutti scritti in quelle immagini che poi vedete. Vi vorrei condividere un'immagine, se riesco, aspettate, perché ce l'abbiamo fatta prima, perché non ce la devo fare adesso. Allora, andiamo qui, guardate, vi voglio far vedere una pubblicità dell'epoca della BBS, ve la faccio vedere perché vediamo se riesco senza far troppi macelli a farvi vedere. Allora, foto, dove stanno gli album, eccole qua. Allora, questa purtroppo, sì, volendo, purtroppo più di così non posso fare. Allora, andiamo a vedere. Allora, ragazzi, mi vedrete adesso nell'angolino in basso. Allora, guardate qui, questa è una pubblicità, questa è stata fatta con Deluxe Paint 4 e Image FX. Guardate quanti effetti riuscivamo a fare con Amiga. Magari la risoluzione non sarà grandissima, però io feci queste scritte, le scritte proprio sono state fatte col Deluxe Paint 4. Ok? Tutti gli effetti, lampi, flare, il fuoco, la scritta in trasparenza sul fuoco era fatto con Image FX. Ok, come vedete qui c'era Shavipnet, Euronet, Sexnet, Refnet, IBM PC e File Online, e qui dice come era gestita all'epoca la mia BBS. Avevo un'Amiga 4000 68030 25 MHz con il coprocessore matematico a 40 MHz, il 68882.
16 mega di fast a 70 nanosecondi, perché all'epoca era importante pure dire se era 70 o 80, 70 era più veloce degli 80 nanosecondi, 2 mega di chip a 32 bit, un hard disk Western Digital a 2 giga e 100, un hard disk Western Digital a 1 giga e 6, un hard disk Western Digital a 850 mega e un seghetto da 1 giga e 7. E così avevo completato la catena IDE interna dell'Amiga con il 4 IDE, 2 CD-ROM Mitsumi 4x, quindi questa era, diciamo, la BBS come è nata su Amiga 4000. Poi andammo avanti, io feci quest'altra pubblicità, questi numeri non sono più attivi, c'avevo 4 linee ISDN a ricerca automatica, ok? Vediamo qua, 5 scasi CD-ROM reader, 8 CD-ROM IDE CD-ROM e un IDE 4 changer, totale 15 CD-ROM, e ancora non c'avevo i Nakamiki. Poi io ci misi anche un altro controller SCSI e a quel punto ci misi in altri 7 CD SCSI singoli. Quindi guardate qui la roba che c'era, e questa era la pubblicità. Ecco, questa era dopo che la deformai e la lavorai. Tra l'altro troppo bello Image FX, che quando facevo l'effetto fiamma ti faceva scegliere se volevi la fiamma di legna, la fiamma di gas, e quindi cambiava colore in base. Era un programmone enorme, ok? Torniamo da me, così facciamo l'unboxing, se no qui ci dilunghiamo troppo su questo retro computing, su cui c'è tantissimo da dire, ok? Allora, siamo tornati, ho preso Francesco, ok, ora tutto archiviato in qualche scatolone, vero. Vabbè, darmi una mano, qui più che darmi una mano, giù io c'ho un migliaio solo di hard disk tra IDE e SCSI, c'ho un sacco di roba, ragazzi, purtroppo, cioè, sto a fare una fatica enorme. Allora, cominciamo ad aprire questo bustone. Questo pesa una tonnellata, quindi a pesare pesa. Allora, qui ancora imballato c'è qualcosa di ancora imballato. Ragazzi, io sono sempre stato patito di retro gaming, retro computing, e questa è la rivista Retro Gaming. Mi pare che questo è proprio il numero 1, no, numero 4. Numero 4 di Retro Gamer. Ancora tutto imballato, sigillato. Ok? Ma io questo mi pare che lo compravo doppio, 7,90, sicuramente c'è la versione sballata da qualche parte. Questa è la versione imballata di Retro Gamer numero 4 dedicata a Donkey Kong. Andiamo avanti, vado avanti veloce, se no non finiremo mai. Aspetta, fammi levare sti Aminet, se no va a finire che si rompono e mi dispiacerebbe. Altro pacco ancora imballato, Sbedebem. Guardate un po' qua così, comando, la scritta che compariva sul Commodore 64, e questo è un altro numero di Retro Gamer ancora imballato. Io questi li compravo doppi, questo è il numero 2, 6,90 €, costava pure un po' di meno, è aumentato col tempo. Retro Gamer numero 2 ancora imballato, e io c'ho ancora un sacco di roba pure giù imballata, Chi è? Retro Gamer, esce un altro numero di Retro Gamer. Monkey Island, un altro. Lo so perché doppi, perché uno si prende per sfogliarlo, per leggerlo, e l'altro per tenerlo imballato. Purtroppo è una malattia questa, è come qualcuno che fuma, qui beve, eccetera, è una malattia vera e propria. Retro Gamer numero 4 CD, si vede che mi è sfuggito da lì dentro, poi lo metto a posto. Allora andiamo a vedere qua. Qui vedi, si è staccata quella, perché eccolo, Retro Gamer 40 giochi completi, questo va attaccato a quello lì. Ok, mi si è staccato col tempo, la colla cede. Il CCD-ROM, qui ci dovrebbero stare 12 classici Atari per PC. Questi sono 12 classici Atari per PC. Asteroids, Asteroid Deluxe, Battlezone, Centipede, Millepede, Missile Command, Pong. Vabbè, comunque questi sono i classici videogiochi da bar
e questo era PC CD-ROM Atari Anniversary Edition. Ok, qui esce di tutto di più. Allora guardate gli altri numeri di Bitplane che abbiamo visto nell'altra diretta, guardate, guardate, Bitplane, questo che numero è? Numero 10, Bitplane numero 10, ma non mi rimetto a sfogliarli tutti come ho fatto l'altra volta, anche se qui degno di nota c'è questo foglio aggiuntivo. Questo è il listino prezzi, ragazzi, di VirtualWorks. Questo è il loghetto di VirtualWorks che non si vede bene, poi semmai lo scansiono sto foglio, perché vedi gadget, riviste, Bitplane, Amiga, vedete qui si parla Aminet, Aminet 7, qui stanno tutti elencati, vediamo un po' quanto costava. Aminet 7, 1, 2, 3, ah qua questo addirittura li vendeva a 31 euro, perché questo ovviamente è più moderno, questo è degli anni, dopo gli anni 2000, e quindi erano scesi di prezzo parecchio. Chissà quando risale sto listino. Dicembre 2004, l'ho detto, dopo gli anni 2000. C'è scritto. Quindi diciamo che Amiga già era fallita, la Commodore eccetera. Nel 2004 le BBS avevano chiuso. Io ho chiuso anche Ref Soft Web BS nel frattempo, che era diciamo un mio traguardo, però purtroppo c'era troppa poca gente e quindi è sempre quello. E qui adesso ci andiamo a vedere, ecco il numero 9, guardate che belle che erano le copertine di Bitplane. Bitplane è bellissime le copertine, non le sfogliamo perché sennò mi durerebbe un'eternità. Ubuntu facile, allora io volevo riuscire, poi però purtroppo non ci ho avuto modo di installare una versione qualsiasi di Linux su Amiga, perché ci sono le versioni di alcune distro Linux per Amiga. Allora io ho anche un Amiga 3000 UX, versione speciale per Unix, però non confondiamo, Linux è derivato da Unix, però Unix non è Linux, Unix è un sistema operativo anche più complesso di Linux. Linux è uno Unix facilitato. Ok? Andiamo avanti. Una Games Machine un po' più moderna. Di quando è questo? Maggio 2010. Maggio 2010, cioè era completamente diversa, vi ho fatto vedere, adesso non è facile prenderlo, il The Game Machine degli anni 90, del 94, questo è un The Game Machine del 2010, ok? E questo è maggio 2010. The Game Machine, andiamo avanti, Bitplane, anno 1 numero 1 di Bitplane, ragazzi, c'ho in mano Bitplane numero 1, ma ottobre 2001, come vedete ovviamente era dopo l'anno 2000. Bitplane infatti risale al 2001, ok? Io vado veloce perché questa sta scatola voglia. Bitplane numero 2 anno 1, questo era di febbraio-marzo numero 2 anno 1, Amiga OS 4, Amiga Forever 5, Nokia e Microsoft e via. Io vado avanti veloce, Giuseppe, non te la prendere se corro, però magari poi ci dedichiamo altre dirette a tutto questo. Amiga Anywhere, Repulsor e FreeSpace. Amiga Anywhere, che era una specie di PC Anywhere per comandare il nostro Amiga da dovunque. Io all'epoca, quando lavoravo in Ericsson, usavamo PC Anywhere per collegarci da remoto ai computer, adesso ce ne stanno tantissimi, TeamViewer eccetera. Bitplane numero 4, eccolo. Quindi mi sa che i Bitplane a questo punto ce l'ho tutti, mo li rimetto tutti in ordine. Bitplane numero 5, vado veloce. Bitplane, quanti è? 47 minuti. Bitplane, questo è il numero 6. Ma bellissimi, poi guardate che belle, cioè io ho sorvolato, però guardate che disegni, sempre col bing bong, la ball di Amiga qui dietro.
Non so quanti siete ancora a seguirmi, Bitplane, qui c'è tutta la collezione. Oh, il mercato del mondo dove comprare e vendere audio, video, audio, moto, vabbè. Ma che era pubblicità di eBay questa? Sì, quando stava nascendo eBay. Ma dimmi tu. Pure queste cose qua. Ecco, qui dentro c'è un foglio aggiuntivo. Sempre listino di VirtualWorks. Ok? Guardate qua sempre la pubblicità di eBay. Io all'epoca compravo su eBay, Su eBay ho fatto pure un ottimo affare quando comprai i coperchi dei miei 1210. Oh, c'è qualcosa di imballato. Oh, questo è il numero speciale di Zap che mi sono stampato con le stampanti laser a colori. Questo è un numero speciale, 52 pagine. Questo era uscito nel 2002, sono ancora da rilegare, ma guardate, con una qualità laser. Mamma mia che ricordi, questo è il numero speciale di Zap, il numero 52 tutto stampato, ma questo qua me lo dovrò rilegare, perché sennò così mi si rovina, pensa tu dove era andato a finire, di Zap. Io sta busta l'ho trovata dentro un box, devo cercare di rimettere a posto senza rovinarlo troppo, a parte che si trova ancora questo, se volete fare il download, si trova sia in qualità stampa che in qualità... Vabbè, questo lo metto a posto dopo, ve l'ho voluto fare vedere. Porca miseria come scivolano sti fogli. Il sommario di Zap. Zap numero 52 stampato interamente a colori ad una, poi fronte retro, Prince of Persia, vedete, fronte retro. Poi su una carta molto molto buona che ha resistito proprio al tempo molto molto bene, però io devo cercare di rimetterlo qua dentro perché ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi, ce l'abbiamo fatta, l'ho rimbustato e questo è da rilegare. Sperimentare, e queste sono riviste di elettronica che a me piacevano tanto perché come sapete io mi intendevo ovviamente come tutti i ragazzi dell'epoca anche di elettronica, di condensatori. Io riparavo televisori quando avevo 13-14 anni, quindi guardate, guardate che ricordi, il VIC 20, la pubblicità del VIC 20, tra l'altro ecco, venduto da Rebit Computer a Division of GBC, quindi Rebit era una divisione di GBC Elettronica che qui a Roma c'aveva un sacco di negozi. Rebit con 495.000 lire il VIC 20, 3K di RAM, 3K di RAM, ok? E qui c'erano tutti i vari componenti. Oh, per chi mi sta seguendo che è patito di audio, eccolo qua un mixer serio, va. Sai più dove mettere le mani, guarda le levette. Con tutti quei Revox là dietro, registratori a bobine, Tascam, le casse. Tra l'altro io ero piccolino, con mio padre mi costruì per mettermele in camera, in due angoli della camera, due casse triangolari, facendo il calcolo esatto della cubatura, tenendo conto del fatto che erano triangolari le casse, e quindi sperimentare, non mi ci soffermo più di tanto. Questa c'ha termodigitale LCD, sembra un'interfaccia per Commodore 64 ma non penso che lo sia. E qui dietro c'è una bella stampante Adaghi GP700A 6 coscia. Questa mi sa che è quella che c'ho io, la 6 coscia GP, no, la mia era la GP100 VC, questa è la GP7, la mia infatti non era grafica, io mi ricordo c'è coscia GP100 VC, quindi anche perché doveva andare bene per il Commodore. Guardate qua su sperimentare, che caspita, un misuratore di campo, tutta roba che costava uno sproposito di soldi,
sperimentare. Io se vedo qualcosa che vi può interessare mi fermo, se no vado avanti. Sperimentare, guardate, tiè, tastiera per ZX80, qui si parla di Spectrum, cioè, è questo stiamo parlando proprio, sai, questo è degli anni 80, febbraio 82. Tutta roba degli anni 80, ragazzi. Vabbè, qui esce pure 4 ruote, cioè questo è un numero di 4 ruote, mi sa dell'anno febbraio 79, 4 ruote, febbraio 79, ragazzi. A Simca. No, a ritmo, quanto mi piaceva la ritmo, ragazzi. Guardate che riviste che facevano, febbraio 1979. PC Open, e qui andiamo sul più moderno, ma sai, questo è del 2013, quando è? Questo è DVD, CD, PDP, patapam. Ottobre 2007, no, anzi, non è neanche tanto moderna, 2007. Che è? PC Open. In. Questa è introvabile proprio sta rivista, mi sa che ce l'ho solo io. Tiè. Ma che razza di rivista è questa? Mensile anno 1, numero 3, ottobre 86. In si chiamava. Tiè. Eulula, eululella. Giorgio Faletti è questo qui. Che se glielo dico alla mia mamma si incavola come una bestia. Tiè. No, sto. True Blue Baby I Love You. Tiè. I dischi in Papa Don't Preach, Lessons in Love. Allora, per i miei amici, ogni tanto ha bisogno di riviste. Sì, lo so, Giuseppe Di Lillo lo seguo sempre, a voglia. Come la tua per gli 8 bit per completare le raccolte. Lo so, lo seguo. Lo seguo, Giuseppe, come no? C'ha dentro, lui è riuscito a scansionare in una qualità migliore degli originali tutta la collezione Conoscere il computer direttamente dal computer, edizioni Beatrice d'Este. Io c'ho tutto, c'ho sia i volumetti che le cassette, però le sue scansioni sono migliori dei volumetti originali. Non lo so, lui ha detto che ha fatto, perché mi ci sono sentito, gli ho fatto i complimenti, ha detto lui è stato uno scanner normale. Boh, tra l'altro io giù sono pieno di scanner. C'ho uno scanner a 3 scasi, mi sa che era pure USB però, scasi e USB, che è a 3 ed è una cosa spettacolare, mi pare che era della Epson, non lo so, una cosa enorme, lo pagai un esercito di soldi. Comunque, ecco, classifica 33 giri, True Blue, Madonna al primo posto. Vediamo, questo abbiamo detto dell'86. Allora, facciamo per gli amici, che ne so, Daddo, Congi e chi è patito di musica. Allora, nell'86 andiamo a vedere la classifica dei 33 giri più venduti nella nostra penisola. Al primo posto troviamo Madonna con True Blue, al secondo posto Eros Ramazzotti Stabile con Nuovi Eroi, al terzo posto i Genesis con Invisible Touch, al quarto posto Peter Gabriel con So, quinto posto Joe Cocker con Cocker, sesto posto Righeira con Bambini Forever, settimo posto Lucio Battisti con Don Giovanni, ottavo posto per Sting con Bring on the Night, e al nono posto gli Eurythmics con Revenge, al decimo posto Renato Zero con Soggetti Smarriti. La classifica a 45 giri vede al decimo posto i Righeira con i Italian Sagogo, Italian Sagogo. Andiamo avanti. Al nono posto Schirone con Onde. Ottavo posto Sandra, Innocent Love. Settimo posto Tracy Spencer con Run 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 to Me. Sesto posto Wham! The Edge of Heaven. Quinto posto Baltimora, Jukebox Boy. Quarto posto Modern Talking con Atlantic is Calling. E terzo posto Samantha Fox, Touch Me. Andiamo al secondo posto Level 42 con Lessons in Love. Primo posto Madonna, Papa Don't Preach. Mi sono sentito quasi radiofonico,
Ma no, io non... Camel Adventure, cioè questa rivista, Annabella di Pavia, ma che era di Mike Bongiorno? In premio la pelliccia di Annabella di Pavia. Questo è proprio da tenere da parte perché mi sa che questa rivista, mi sa che ce l'ho solo io. Cioè, e andiamo avanti. Un altro numero di Retro Gamer Amiga 500 Retro Gamer, e poi facciamo pubblicità Windows Vista. Diciamo che insieme a Windows Millennium, Windows Vista si è preso l'appellativo come peggior sistema operativo della Microsoft, e infatti durò molto poco. Windows Millennium era pieno di bug perché era l'anello di giunzione tra Windows 95 e 98 e Windows 2000 basato su tecnologia NT, da cui poi nacque Windows XP, che invece fu il miglior sistema operativo di Amiga. Gamers, cioè tutte queste riviste più strane del mondo ce l'ho solo io, non so se quanto tempo è, 58 minuti è un esercito di tempo, ma queste bisognerebbe dedicare un po' di tempo a queste riviste. Guardate che riviste. Qui dentro c'è recensito il mondo. Final Fantasy per PSP, però questa è già più moderna, qua si parla di PSP, addirittura ci stanno i grafici fatti con Windows XP. Vabbè, questa di che anno c'è scritto, perché non si riesce. Aprile-maggio, numero 2, ma di che anno non si sa. Aprile-maggio, 5,50 €, mi fate tanto piacere, ma aprile-maggio che anno era? Date troppo per scontato, che uno sa l'anno, non me lo ricordo l'anno. Aprile-maggio, poi questo vedremo di che anno era. Aprile-maggio. Daddo, ci sei Daddo? Questo è per te Daddo. Daddo! Mi diverto con gli amici, Retro Gaming, un'altra. Retro Gaming, Atari. Come vedete i Retro Gaming li compravo tutti. Qui tutti quanti con i PC. Oh, Spectrum! Io ho anche tutti quanti gli Spectrum, a partire dallo Spectrum normale con i tasti in gomma, lo Spectrum Plus, lo Spectrum più 2, c'è un sacco di Spectrum. Oh, Retro Gamer, questa è la copertina, non lo so. Io mi tengo pure queste perché, ecco, come vedete, questa è un'Amiga 500, guardate un po'. Qui c'è un bel Amiga 500 con il Workbench 1.3 con l'orologio. Oh, il mio amico Mike, buongiorno, allegria, benvenuti a BIS, Telemike, Pentathlon, grande, Commodoriani, ed ecco Mike, buongiorno, Commodore Computer Club. Riviste che hanno fatto la storia, queste personal computer professionali con il logo Commodore. Renato, secondo me per quella, secondo me ti conviene caricare su un cloud online e condividere in pubblico. Lo linki sui gruppi retro italiani e ti diamo una mano a catalogare il cloud. Una volta catalogato tutto l'archivio software è molto più facile riattivare la tua BBS. Bisogna tampare, ma non serve fare tutto insieme, basta iniziare a mettere online, il resto viene da sé, lo so. Ma io ho tante idee, ho tante idee nel cassetto e purtroppo bisogna aspettare la seconda metà di settembre, prima settimana di ottobre. PC Magazine, guardate che stampante. Io ho anche il plotter del Commodore 64 usato una volta sola. Se il vostro invito potete esprimere un desiderio, vi chiede un modem di Italtel telematica. Guardate un po', questo era un modem per collegarvi a internet. Che velocità c'aveva? 9600? No, 1200. Qui tra un po' si parla di baud, non si parla più di bit. 1200 bit, quindi 1 kilobit e 2. Ragazzi, poi era pure half duplex, full duplex. Io ce n'ho delle cose da raccontarvi, ragazzi. Lemon Computer, mi sa che ce l'ho giù un Lemon Computer, perché mio zio Sandro comprava tutti i computer della Lemon.
Lemon Computers non erano manco male sti computer. PC88 Compaq. Tra l'altro mio zio Sandro quando abbandonò il Commodore 64 passò proprio a un, mi pare a un 386 e c'aveva i due drive, non aveva neanche il disco rigido, salvava tutto sui dischetti. Ok, siamo addirittura d'arrivo, ne mancano tre. Micro e personal computer. Guardate che roba. Oh, Antarex. Io ho buttato via un televisore dell'Antarex perché non era più riparabile ed era un televisore al plasma, pesava un accidente, ma che televisori faceva l'Antarex? E a me quanto mi piace vedere i floppy da 5 quarti. Cioè, dovete sapere, e poi vi racconterò bene la mia storia, che purtroppo i miei 7500 dischetti per Amiga, tutti quanti ordinati e catalogati, sono andati al macero. Lo dico con la tristezza nel cuore, insieme pure alle videocassette del video backup, che io facevo il video backup. Usavo il video backup con i miei, io avevo i videoregistratori Amstrad Double Decker a due testine, l'ultima rivista che è tutta sfaldata, non so neanche che caspita è, condensatori elettrolitici. Mamma mia, sempre roba di elettronica, questa non manco me lo ricordo, cioè questa proprio faccio fatica, Questo se è tutto un po' disintegrato, è diventato 3, 4, 5 riviste. Comunque, ecco, c'ho un sacco di cassette di questa marca, BASF. La BASF a me piaceva un sacco, quasi alla stregua della TDK e della Sony, TDK, Sony, ma BASF. Certo, vedere queste, che anima di cassette. Questa è una Sony Basic, però se vi faccio vedere un po' qualcosa di pure più professionale andiamo sulle CD Ink 2. Queste cassette non me le potevate registrare con le piastre normali, oddio, le piastre normali le registravano, non erano in grado di cancellarle, però registrate con una piastra professionale settata al cromo, perché questa era una cassetta al cromo, veniva tutta un'altra storia. Colored Limited Edition, le cassette, tanto per dirne una. Queste sono TDK, Sony, sì, questa c'ha la custodia, come vedete qui, non è la custodia come quelle altre, ma questa si sfila da dentro la custodia, slide case. Andiamo a vedere, questa poi basta. Vabbè, va. Allora, abbiamo fatto insieme un tuffo nel mio passato, ok? Che sistema usavi per il video backup? Io utilizzavo VCS Video Backup System. La casa mi pare che era la VCS Video Backup System. Io facevo il backup su videocassetta sia di alcune parti della BBS e sia di tutti i dischetti che mi arrivavano. Allora, calcolate che a fare un backup di un dischetto ci voleva un minuto e 10, un minuto e 12. Ok? Sempre sperando che quel dischetto non c'aveva errori di lettura, ok? Perché se c'aveva errori di lettura si fermava. Quello che veniva registrato sul videoregistratore erano tutte righe orizzontali, spezzettate, e quello era l'immagine digitale del dischetto, che tra l'altro già è digitale, vabbè. Comunque l'immagine video analogica del dischetto veniva con tutti i trattini spezzettati, perché quello era il software che lo convertiva in quel formato. Ok? Io quindi mi mettevo con le scatolette, quelle bianche, con i 50 floppy blu, ok? E li mettevo uno dopo l'altro, quindi ci mettevo più di un'ora, quasi 2 ore, ci mettevo, e infatti le cassette per ogni scatoletta ci voleva, io compravo le 180, le videocassette di DK 180,
le 180, e c'entravano sì e no 3, anche qualche volta 4 scatole, perché poi dipendeva pure se il dischetto era pieno o no. Poi se erano DOS, non te dico, perché se erano DOS, quello occupava il massimo dello spazio, perché tutte le tracce venivano lette bit a bit, come si dice, e quindi venivano passati i bit di ogni settore, i bit, così come venivano letti dalla testina. E quindi quello sì, circa 1 minuto e 20 a dischetto. Ci voleva un boato, ragazzi. Erano altri tempi, forse avevo più tempo a disposizione, non lo so, perché adesso non ho più tempo di fare niente. Lì c'ho anche altre videocassette, c'ho un sacco di roba. Tra l'altro, mettendo a posto, usciranno pure, diciamo, uno scatolone pieno di dischetti Amiga, che sono quelli proprio miei, a cui sono affezionato, che me li ha regalati un amico a cui tengo parecchio, che saluto, se lui mi sta vedendo ha capito chi è, perché me li ha regalati lui. E niente, quelli poi li metterò tutti quanti bene a posto. Un domani che riuscirò ad accendere. Allora, io sono affezionato proprio perché li ho usati principalmente, vabbè, al mio Commodore 64, però ho fatto una foto l'altro giorno in cui si vedevano due scatoloni del Commodore 64, poi sotto c'era un altro scatolone, dietro ce n'era un altro. Quelli sono 6 Commodore 64, ma sono stati acquistati tutti quanti dopo. Il mio Commodore 64 non so dove sta, era tutto modificato, cioè tra un po' non c'era più niente di originale là dentro, c'era Prologic Revolution, c'era Dolphin DOS, c'era, non mi ricordo più, l'avevo tutto, la tastiera non si riusciva a chiudere, quindi ci avevo messo un foglio tipo questo qua, non era solo di carta, era un foglio isolante, mi pare che era di acetati, quelli là, insomma sì, era un foglio di plastica, non di carta, messo ritagliato sopra per poter chiudere sto caspero di Commodore 64, perché non si riusciva più a chiudere, e poi andava a finire sul drive 8, sul drive 9, andava a finire sulla cassetta, e poi c'avevo pure lo sdoppiatore a T per i due datasette, cioè quel Commodore 64 un macello ero, c'avevo la 1764 perché ho usato tantissimo Geos, anche sono riuscito a trasferire il Geos Boot sul 1581 grazie al Maverick, ancora io mi ricordo tutto come se fosse ieri. Col Maverick Copy io col dischetto originale del Geos riuscii a copiare e a fare il boot di Geos, che è un disco protetto, sul 1581, che è il floppy da 3 pollici per Commodore 64. Ok? Quindi io poi c'ho ancora, perché i dischetti del 64 ce li ho ancora tutti, però stanno in cantina da mio padre, stanno proprio dentro un'altra casa, stanno proprio dentro un altro quartiere, stanno proprio da un'altra parte. E lì c'avevo una marea di dischetti per il Geos. Tra l'altro penso di essere l'unico di avere la Bibbia in inglese per Commodore 64. Che cavolo ci facevo e perché me la sono tenuta non lo so. Però c'ho tutti una marea di dischetti, Bibbie, tutta la Bibbia in inglese per Commodore, non so chi l'ha scritta, qualche pazzo. So decine e decine di dischi, la Bibbia in inglese per Commodore 64. Penso di essere l'unico che ce l'ho, ma non so se di quei dischetti purtroppo non mi funzionava più il primo, che era quello che poi li leggeva tutti, il Bible Boot, non so da dove. Io mi ricordo che all'epoca, quando misi a posto un po' tutti i dischetti, quando andai via da casa di mia madre, dovetti smantellare tutta la camera, che tutta sta roba poi non so come faceva, c'entrava dentro la camera, io mettevo tutto, altro che Tetris. Se i campioni di Tetris li vorrei sfidare adesso, nella realtà però, non con joystick in mano e dei rettangolini che scendono, nella realtà quello che sto a fare adesso nei box, quello è il Tetris vero, no a giocare su uno schermo. Giochiamo a Tetris vero, sollevatevi uno scatolone pieno di riviste qui, che non ce la faccio a sollevare queste. Adesso ho 4 riviste, quello è Tetris vero. Va bene, 1 ora 11 minuti di diretta, troppo lunga. Le dirette così lunghe si fanno solo musicali e non parlate, quindi vuota, adesso la riempio un'altra volta. Già l'altra volta vi feci vedere 20 programmi per VIC 20 programmi per Commodore 64, VIC 64, VIC 20. Questi sono state la mia Bibbia. Ritornando a parlare di Bibbia,
Retro Game, mo lo metto insieme a tutti gli altri Retro Game, questo non lo so perché stava separato, così mi metto un po' tutto a posto. Console Mania, un'altra bellissima rivista dedicata alle console. Ok, la prossima diretta però la rifacciamo unboxing di un vinile, c'ho ancora 2 vinili da sballare e oggi ne ho comprato un altro. Ragazzi, si pecca, si pecca. Ragazzi, si pecca. Allora, Reni J ringrazia tutti quelli che sono intervenuti a questa diretta. Reni J ringrazia anche quelli che vedranno questa diretta indifferita dopo su YouTube, su Facebook o su Twitch. Se rimane su Twitch, io cerco di tenerle tutte queste dirette parlate, mentre invece cancello quelle musicali per ovvi motivi di diritti d'autore. E quindi niente, vi invito a mettere a fare girare questo video, condividerlo se potete, ad iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella per sapere quando vado in diretta, perché io non ho orari, non so quando posso andare in diretta, di mattina, di sera, di pomeriggio, non lo so. Io quando posso attivo OBS e vado in diretta. Visitate i miei siti www.classe74.it, www.starwarsstore.it, www.renijstore.it e www.legolando.it. Questi sono i miei siti principali. Andate a vedere il mondo del vinile su facebook.com/il mondo del vinile, dove io pubblico tutti i vinili che escono o che usciranno. Ho messo anche dei vinili che usciranno a novembre sul canale Facebook Il Mondo del Vinile, quindi andatevi a vedere Il Mondo del Vinile, andate a fare i vostri acquisti su Amazon tramite i link che io vi posto nel Mondo del Vinile, e visitate anche Amazon Supermercato, Legolando su Facebook e Star Wars Story Italia su Facebook. Ok? Detto questo, Reni J, Reni Retro vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima diretta, che come sempre non so quando verrà fatta. Ok? Cerco la sigla finale. Ok? E andiamo con la sigla. Ciao a tutti, grazie di essere stati con me, mi ha fatto un immenso piacere. Ciao, grazie.